Buona domenica da Sicilia 24, le principali notizie. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, chiesta la revisione del processo per 3 dei 7 condannati. Nell'inchiesta per la morte dei 2 operai precipitati a Palermo emergono sospetti sulle revisioni del mezzo che sosteneva la gru e sul peso che il cestello poteva reggere. Ad Agrigento aspetta 7 ore, viene dimessa dall'ospedale e poi muore. I familiari di una donna di 78 anni presentano denuncia. Troppe buche sulla strada e il parroco decide di ripararle. L'iniziativa di Don Carmelo al borgo Santa Rita nel Nisseno per evitare, dice, disagi ai fedeli. Va a rilento la raccolta dei rifiuti a Catania, l'impianto per la differenziata è quasi saturo, criticità nei quartieri di Picanello e Cibali. Musica, Tony Pitoni e Tommy Cash uniscono le loro visioni eccentriche, nasce il nuovo singolo L'Amor. Calcio, il Palermo batte il Cesena 2-0 grazie a una doppietta di Poyampalo, rosanero sempre a 4 lunghezze alla promozione diretta. Serie C, Rospelligra oggi in tribuna al Massimino per il Toscano bis. La sfida del Catania contro il Potenza potrebbe blindare il secondo posto. Siracusa e Trapani impegnate rispettivamente contro Cavese e Cosenza per salvare la categoria. Bentrovati e ancora buona domenica. Il processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo è da rifare. Ne sono convinti gli avvocati dei 7 ragazzi condannati per la violenza sessuale. I difensori dei primi 3 condannati hanno già presentato istanza di revisione del processo e la prossima settimana arriveranno analoghe istanze da tutti gli altri legali. Manlio Viola. Ammette che il rapporto di gruppo inizialmente era consenziente e ritiene che la punizione inflitta ai suoi 7 stupratori sia eccessiva. Sono 2 passaggi di una telefonata fra Asia Vitale, la vittima allora 17enne dello stupro di gruppo del Foro Italico di Palermo, e il podcaster Giacchino Gargano. Una telefonata privata risalente all'estate del 2025, ma che Gargano rese nota. È la prova che sta alla base della richiesta di revisione del processo per 3 dei 7 ragazzi condannati per quello stupro. I difensori di Elio Arnao, Angelo Flores e Cristian Maronia hanno adesso presentato alla Corte d'Appello di Caltanissetta un'istanza proprio di revisione del processo, così come avevano preannunciato l'estate scorsa. Per gli avvocati Carmelo Adamo, Leonardo Lopresti e Giuseppe Farina, dopo che quella telefonata è stata trasmessa dalla trasmissione Le Iene, la ricostruzione dei fatti che ha portato alle condanne viene meno o quantomeno viene ridimensionata. Una richiesta analoga di revisione sarà depositata la prossima settimana anche dai legali degli altri 4 indagati. Gli avvocati puntano quantomeno al ridimensionamento delle condanne che sono state pesanti. Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia ed Elio Arnao sono stati condannati a 7 anni, Cristian Barone a 6 anni e 4 mesi, Samuele Lagrassa a 4 anni. Il 7° imputato, Riccardo Parrinello, giudicato dal Tribunale per i minorenni, è stato condannato invece a 8 anni e 8 mesi. Tutte le condanne sarebbero già definitive a meno che l'istanza di revisione non venga accolta. A Palermo l'incidente sul lavoro ha costato la vita ai 2 operai. Il camion che faceva da base alla gru che si è spezzata alla revisione non dichiarava un reale chilometraggio e anche il peso massimo di carico del cestello. Giusy Lazzara. Altri particolari, altra rabbia che pesa per l'incidente sul lavoro di via Marturano a Palermo, costato la vita a 2 operai, un tunisino e un romeno. La procura di Palermo sta verificando se il camion che faceva da base alla gru che si è spezzata facendo precipitare nel vuoto i 2 operai era in regola. Nelle ultime 3 revisioni è stato dichiarato quasi lo stesso chilometraggio, segno che il camion è stato fermo, sono stati modificati i reali chilometri percorsi. La scheda tecnica presentata, secondo la procura, non indicava il reale peso che il cestello poteva sostenere e i sensori di sicurezza sono stati trovati nella postazione del manovratore. I consulenti tecnici incaricati della procura anche hanno trovato delle strisce lasciate dello sfregamento di qualcosa sul muro. Su questo adesso si stanno concentrando le consulenze degli esperti. Il cestello della gru potrebbe aver impattato la facciata del palazzo, spingendo gli operai verso il muro. Un impatto violento. Se le strisce risultassero
compatibili con il metallo del mezzo, bisognerà capire se il cestello abbia urtato il muro dello stabile prima o dopo il ribaltamento. Si indaga anche sulla posizione contrattuale dei due operai. In un primo momento era risultato che i due operai non fossero in regola, ora invece sembra che entrambi avessero avuto dei contratti a termine, da stabilire anche se i due fossero preparati per fare dei lavori specializzati. Ad Agrigento una donna di 78 anni ha atteso 7 ore prima di essere visitata al pronto soccorso, poi è stata dimessa, è rientrata a casa, ma lì le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. E adesso i parenti della donna di 78 anni hanno presentato una richiesta di inchiesta che è stata aperta dalla Procura. Davide Sarto. Un'attesa lunga, forse troppo lunga, e una morte che oggi solleva interrogativi pesanti sulla sanità. È il caso di una donna di 78 anni arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con gravi problemi respiratori. Dopo 7 ore di attesa per essere sottoposta a controllo, viene finalmente visitata e dimessa. Ma una volta rientrata a casa le sue condizioni precipitano. Muore poche ore dopo. I figli parlano apertamente di possibile malasanità e presentano denuncia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Si indaga per capire se quella morte fosse inevitabile o se qualcosa nella gestione del caso non abbia funzionato. Sotto la lente degli inquirenti ci sono soprattutto 2 aspetti: i tempi di attesa al pronto soccorso e la carenza di personale. Un problema noto da tempo, con pazienti spesso costretti a restare ore nei corridoi prima di ricevere assistenza. Intanto è stata acquisita la cartella clinica e non si esclude l'autopsia. Un passaggio chiave per chiarire le cause del decesso. Resta il dolore di una famiglia e il peso della verità che ora la giustizia è chiamata ad accertare. Lo scandalo referti istologici all'ASP di Trapani con i ritardi che causarono la morte di un insegnante. Adesso è stata depositata la perizia che è stata chiesta dalla Procura e dalla quale si evince che tutti sapevano. Laura Spanò. Sono 581 le pagine che i periti incaricati del GIP Massimo Corleo hanno depositato nell'ambito dell'incidente probatorio relativo allo scandalo dei 3.000 referti istologici rimasti non trattati. L'inchiesta vede 19 indagati tra medici, infermieri e tecnici dell'ASP, 8 invece le persone offese, tra cui l'ASP e l'assessorato regionale alla salute. Gli esperti hanno ricostruito i passaggi da fine 2023, quando ancora non pubblicamente ma certamente all'interno dell'azienda sanitaria di Trapani erano venuti fuori i ritardi causa poi di decessi come quelli della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo e di altri avvenuti in provincia di Trapani. Centinaia le pagine, le lettere, i verbali, le relazioni acquisite dai periti, dove è emerso, a parte le presunte responsabilità degli indagati, che in Sicilia non c'era azienda sanitaria che non sapesse dell'emergenza vissuta dall'ASP di Trapani. Chiamata in causa la direzione strategica all'epoca diretta da Salvatore Iacolino, ma anche il commissario e il direttore generale dell'ASP di Trapani, Vincenzo Spera e Ferdinando Croce. Per i periti è impossibile che Spera non abbia riferito e che Croce non sapesse nulla. Uno scandalo che potrebbe non essere attribuibile al solo personale medico ospedaliero. Ieri l'udienza è servita solo a prendere atto del deposito della perizia, riprenderà invece i primi di maggio. A Borgo Santa Rita, a pochi chilometri da Caltanissetta, un parroco ha deciso di sistemare la strada piena di buche, e questo per aiutare i suoi parrocchiani, pur sapendo che poteva andare incontro a una multa. Adesso vediamo i particolari nel servizio di Rita Cinardi. A pochi chilometri da Caltanissetta, nel Borgo Santa Rita, una strada piena di buche rende difficile ogni giorno l'accesso a residenti, fedeli e visitatori, un problema concreto per una comunità di appena una decina di abitanti, ma molto frequentata per i suoi prodotti genuini, dal pane alla ricotta, e per una vita di comunità che continua a richiamare persone anche da fuori. È in questo contesto che il parroco del Borgo, dopo numerosi appelli alle istituzioni, ha deciso di intervenire personalmente riparando le numerose buche sulla strada. Una strada abbandonata a se stessa, difficilmente percorribile, con il rischio di rompere i mezzi o di sbandare percorrendo questo 3 chilometri e mezzo, insomma, e poi concretamente però
succedono tanti di quegli imprevisti con deviazioni, con rotture di automezzi e con una spesa enorme che queste persone devono affrontare nel riparare i loro mezzi. Una realtà fatta di tradizione e agricoltura, dove la messa viene celebrata in un capannone tra trattori e attrezzi agricoli. Le difficoltà di accesso però non riguardano soltanto chi partecipa alle funzioni religiose, ma anche le aziende della zona, che rischiano di essere penalizzate proprio dalle condizioni della viabilità. Più e più volte ho sollecitato le autorità comunali, ma purtroppo non ho avuto nessuna risposta. Recentemente una minima risposta è stata tappare qualche buco, però di fatti concretamente la strada rimane dissestata, impraticabile e rischiosa. Don Carmelo Carvello è consapevole dei rischi legati a un intervento su una strada comunale e della possibilità di incorrere in una multa, ma ha deciso comunque di andare avanti per dare una risposta concreta alla sua comunità. L'assessore comunale ai lavori pubblici di Caltanissetta, sapendo di questa iniziativa di Don Carmelo Carvello, ha deciso di incontrarlo nei prossimi giorni. Andiamo avanti, andiamo a Catania, la piaga dei rifiuti, soprattutto in alcune zone della città, va molto a rilento. I quartieri più in crisi sono Picanello e Cibali. Il problema è che gli autocompattatori sono in attesa di conferire a Coda Volpe. Sentiamo Tonino De Mano. Autocompattatori incolonnati ed in attesa di entrare nell'impianto di Coda Volpe, gestito da Sicula Trasporti, quasi saturo. L'indifferenziato che si accumula all'umido, la raccolta nell'otto centro che va in crisi, con il sindaco Trantino che intanto si cautela con l'impianto di Termini Imerese. Ancora una volta Catania è ostaggio del fragile sistema dei rifiuti, un'emergenza senza fine per una città con la Tari più alta d'Italia e con la raccolta differenziata che non supera il 35%. Numeri impietosi che si sommano alle immancabili sacche di inciviltà. Basta poco per mandare tutto in tilt. Abbiamo avuto parecchi disagi in città, stiamo cercando di recuperare. Picanello è una delle zone con più difficoltà, anche Cibali. Speriamo che in 1 o 2 giorni di poter recuperare, che la situazione si normalizzi. Sacchetti di vari colori e grandezze invadono i marciapiedi di Picanello per una raccolta frenata e a macchie di leopardo per l'indisponibilità di autocompattatori, tutti fermi davanti ai cancelli della Sicula Trasporti che ospita l'impianto TMB, trattamento meccanico biologico. Sullo sfondo l'esigenza di un cambio di passo che tarda da arrivare, così come l'iter per i termovalorizzatori. La Regione ha cominciato l'iter, certamente la realizzazione di un termovalorizzatore ci consentirebbe di risparmiare nel conferimento, mentre oggi siamo obbligati a conferire alla Sicula Trasporti, che tra l'altro a sua volta trasferisce il rifiuto che noi conferiamo, e quindi il costo è enorme. Per la cronaca, fa sapere Gemma, al momento nessun autocompattatore è stato inviato a Termini Imerese. E a Catania un'auto imbottita di droga è stata trovata dalla polizia nei pressi dello stadio Massimino. L'intervento delle volanti ha permesso di sequestrare 5 kg di cocaina che era stata nascosta nell'alloggio della ruota di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore. La droga è stata sequestrata infliggendo un duro colpo alla criminalità organizzata e spazzando via un'ingente fonte di guadagno illecito, circa 400.000 euro. Adesso una breve pausa, tra poco. Una rete per catturare la plastica che inquina i fiumi e poi arriverebbe in mare. A Scicli, alla foce del fiume Erminio, è stata installata la terza barriera antirifiuti. Veronica Barbarino. Un mare pulito nasce da fiumi puliti. È da questo principio che anche Scicli si unisce alla lotta all'inquinamento da plastica, agendo direttamente dalla foce del fiume Erminio e proteggendo così le acque del mare di Playa Grande. Come? Con una barriera a griglie progettata per integrarsi in modo non invasivo con l'ambiente fluviale. Si colloca a circa 600 metri dalla foce del fiume Erminio. La barriera semplicemente galleggiando va ad acchiappare, intercettare i rifiuti in plastica e all'occorrenza, quando le correnti sono troppo forti, si sgancia in maniera automatica. Un sistema di videocamera ad energia solare monitorizza l'accumulo della plastica e all'occorrenza viene presa.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito della legge Salvamare, che ha destinato alla Sicilia, prima regione in Italia, fondi per contrastare l'inquinamento dei corsi d'acqua. Scicli conferma così un percorso di politiche ambientali che ha portato ai riconoscimenti Plastic Free e Bandiera Blu. C'è un progetto che Scicli porta avanti nel rispetto dell'ambiente e soprattutto nella promozione di tutto ciò che riguarda la bandiera blu e Plastic Free, in quanto ci aiuterà ad ottenere i punteggi necessari per poterci riconfermare anche per gli altri anni ad avvenire. La provincia ragusana è prima in Sicilia per questa buona pratica di prevenzione e la barriera antiplastica sul fiume Erminio si colloca terza dopo le reti già in funzione sui fiumi di Rillo e Ippari, opere che si spera possano sensibilizzare alla cura dell'ambiente. L'artista siciliano diventato fenomeno, Tony Pitoni, lancia il nuovo singolo e lo fa in coppia con un altro personaggio eccentrico e sopra le righe. Si tratta di Tommy Cash. I due uniscono le loro visioni fuori dagli schemi in un brano che si chiama L'Amor. Eva Spampinato. Tony Pitoni colpisce ancora e lo fa, come al solito, a modo suo. L'artista siciliano, dichiaratamente outsider del mondo della musica, è riuscito a diventare in poco tempo, ma con tanta gavetta alle spalle, un'icona pop, tanto da mandare sold out tutti i suoi concerti e ad essere inserito come unico cantante italiano atteso per l'edizione 2026 di settembre degli High Days di Milano. Dopo il successo del duetto sanremese con Dito nella piaga, adesso ha trovato il compagno perfetto per un brano totalmente fuori dagli schemi. Tommy Cash, celebre rapper estone, grande protagonista dello scorso Eurovision con la sua Espresso Macchiato. Che noia, che barba, che noia. Tony Pitoni e Tommy Cash uniscono le loro visioni eccentriche in L'Amor, tra sonorità dance ed estetica da videogioco. Sai l'amore, Tommaso insegnami ad amare l'amore, dimmi cos'è. Il loro incontro artistico diventa un'esperienza pop totale, ironica e fuori controllo. Al centro del brano c'è una domanda irrisolta: cosa significa davvero amare? L'amor non dà risposte, ma racconta un sentimento confuso e sfuggente. Sopra il pelo quando apri il portafoglio. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, doppietta di Poyampalo, il Palermo liquida il Cesena con il punteggio di 2-0. I rosanero sono sempre quarti in classifica. Marco Gulla. Il Palermo continua la sua marcia al Barbera con la doppietta di Poyampalo, regola la pratica Cesena 2-0 e vittoria che comunque non avvicina il rosanero alla promozione diretta, visto che ormai a 3 giornate dalla fine della regular season i punti di distacco dal secondo e terzo posto sono 4. Monza e Frosinone non mollano, il Palermo per arrivare in Serie A dovrà probabilmente giocarsela ai playoff. Ci ha pensato il solito Poyampalo, un gol per tempo e prestazione maiuscola da parte del finlandese, illegale per la categoria. Oltre 32.000 spettatori al Barbera, ci sono anche gli ex Miccoli e Pastore. Dopo pochi minuti Palermo già avanti, azione insistita e Poyampalo mira all'angolo, palo gol, 1-0. Il Palermo vola, altra grande occasione, l'Eduaronna, botta sicura, miracolo di Klinsmann. Poi è Gomis a salvare la sua porta qualche minuto dopo. La partita è frizzante, godibile. Nella ripresa la gara si mantiene su buoni ritmi, il canovaccio non cambia, i rosa cercano di controllare fraseggiando a centrocampo ma cercando di non scoprirsi troppo. Minuto 71, il Palermo la chiude, palla di Rui Modesto con su scritto spingimi in rete, Poyampalo è lì e non sbaglia di testa, 2-0. Negli ultimi 10 minuti il finlandese sfiora la tripletta dopo una bella discesa di Vasic, mentre il Cesena colpisce la traversa con un colpo di testa di Piacentini. Finisce 2-0 per il Palermo, l'unico rammarico è quello di non aver accorciato verso Monza e Frosinone. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che sapevamo i risultati delle avversarie prima della gara, speravamo di rosicchiare qualcosa, per cui era un bel macigno sulle spalle dei miei giocatori, ma ancora una volta hanno dimostrato il loro valore e sono molto soddisfatto della partita. E adesso parliamo del Catania, alle 20:30 al Massimino Catania in campo contro il Potenza, è la gara che segna il ritorno in panchina di Mimmo Toscano. L'obiettivo è quello di blindare la seconda posizione. Sentiamo il servizio che è di Francesco Triolo.
Blindare il secondo posto in classifica e ripartire col piede giusto. Mimmo Toscano ha un duplice obiettivo nel suo esordio bis sulla panchina del Catania, che questa sera alle 20:30 al Massimino ospiterà il Potenza. I lucani sono già certi, grazie alla vittoria della Coppa Italia, di entrare nei playoff dalla porta principale, subito alla fase nazionale, quella che spetta alle seconde. Privilegio che vuole anche il Catania, che però il secondo posto deve metterlo al riparo da brutte sorprese. Toscano non ha parlato alla vigilia, è concentrato esclusivamente sulla partita e sul lavoro fatto durante la settimana, anzi meno di una settimana, visto che è arrivato solo mercoledì. Si parte dalle certezze che il tecnico reggino porta con sé, ovvero la difesa a 3, sulle corsie qualche dubbio perché se Donnarumma è quasi certo di giocare a sinistra, Raimo a destra potrebbe avere la concorrenza anche di D'Ausilio. In mezzo Quaini e Di Tacchio sembrano essere certezze, mentre per il ruolo di trequartista c'è un ballottaggio tra Bruzzanini e Cicerelli per giocare dietro l'unica punta. E chi sarà l'attaccante? È un'altra bella domanda. Sulla carta sono Forte Caturano a giocarsi una maglia con il primo appena rientrato, che però ha pochi minuti sulle gambe. E allora potrebbe anche giocare Lunetta come falso 9, ipotesi che potranno essere messe in campo anche a gare in corso. Attenzione al Potenza, è vero, pochi stimoli, ma il Massimino li mette a chiunque. La squadra di De Giorgio è reduce dalla vittoria col Sorrento e dalla festa in piazza per la Coppa, e proprio in casa del Catania vuole mettere la ciliegina su un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Siracusa Cavese e Cosenza Trapani sono gli appuntamenti di stasera delle altre siciliane nel penultimo turno del campionato di Serie C. Il servizio è di Sergio Colosi. Notte azzurra al De Simone per rimanere in corsa e sognare play-out. Dopo 2 pareggi con rimpianti, al Siracusa serve stasera una vittoria contro la Cavese. Un'altra occasione persa significherebbe Serie D e un futuro da decifrare. 22 convocati, assenti gli infortunati Bonucci, Di Gesù, Falla e Monreale, lo squalificato Gudelevicius. Turati si affida all'estero di Di Paolo, alla voglia di riscatto di Limonelli e alla gioventù di Arditi. Cavese quasi salva, ma in Sicilia non in gita turistica. Una squadra che ha dei calciatori grandi, esperti, che hanno fatto anche altre categorie, che nel mercato di gennaio secondo me si è rinforzata e si è rinforzata bene, quindi sappiamo che tipo di avversario incontreremo, però come insomma dicevi anche tu, noi dobbiamo fare sicuramente partita per vincere. Imprese ai limiti del possibile per il Trapani ultimo e atteso da una trasferta a Cosenza contro la quarta forza del torneo. Silani senza Florenzi. Nella panchina granata c'è un salvatore, non è Aronica ma il suo vice Utro, disponibili Benedetti e Winkelmann. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica.